Intanto Sardegna Nazione ha deciso di stare fuori dalla competizione elettorale del prossimo 16 febbraio. Le ragioni della mancata partecipazione al voto sono state illustrate dal leader Bustiano Cumpostu. A questa decisione siamo giunti dopo aver verificato che tutti i tentativi di chiamare a raccolta il mondo indipendentista erano andati a vuoto, ha spiegato Cumpostu. Il leader di Sardegna Nazione si è soffermato sulle trattative quasi giunte al termine con Sardegna Possibile, la coalizione che sostiene la scrittrice Michela Murgia. La nostra lista lo scorso 3 gennaio è stata messa sul tavolo, ha dichiarato Cumpostu, ma abbiamo ottenuto un rifiuto con la scusa che era troppo tardi. Ma sentiamo direttamente le parole di Bustiano Cumpostu. Per quale motivo Sardegna Nazione non partecipa alla competizione elettorale? Beh, la nostra è una decisione non del fatto che non siamo riusciti a presentarci, è una decisione proprio del Consiglio nazionale che ha deciso di non presentarsi alle elezioni in queste condizioni, che vede ancora il mondo indipendentista frantumato in gara l'uno con l'altro, non in grado di esprimere una proposta credibile e delegabile dal popolo sardo. Abbiamo tentato di tutto, in tutte le maniere, abbiamo tentato sia con la coalizione Sardegna Possibile di Michela Murgia, abbiamo tentato con Irsi, con il Partito dei Sardi, con Claudia Zuncheddu, abbiamo tentato con tutti, volevamo portare finalmente nella scheda ciò che i sardi desiderano, una proposta unitaria di questo mondo che ormai ha pervaso tutti. Tutti i partiti oggi mettono in bancarella l'indipendentismo perché vuol dire che i sardi comprano indipendentismo. Noi rimarremo fuori a fare quello che facevamo sempre, sensibilizzare il nostro popolo, e ci schiereremo con tutte le lotte di artigiani, delle imprese che oggi riteniamo siano la spina dorsale, e che questa spina dorsale del nostro popolo sia estremamente in crisi. Ha bisogno di noi